Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Messina palazzina sventrata da una esplosione, ci sono almeno 6 persone disperse, 3 feriti, sono ore di angoscia, i soccorritori scavano tra le macerie con l'aiuto di droni e cani molecolari mentre si indaga sulle cause, l'ipotesi e lo scoppio di una bombola di gas, il bilancio è destinato ad aggravarsi. Giarre, donna gravissima dopo un incidente domestico, ricoverata con ustioni sul 50% del corpo. L'Etna torna a dare spettacolo con una nube di cenere alta 7 km e fontane di lava nella notte. L'eruzione intanto rallenta, voli regolari da Catania. Lavoro in crisi, Pfizer decide di abbandonare Catania cancellando 60 anni di storia in nome del profitto, lasciando quasi 400 famiglie sul lastrico e ancora altre in futuro. Sono durissimi i sindacati dopo l'incontro di ieri alla Regione a Palermo. A Gela la protesta non si ferma. Davanti al Vittorio Emanuele, presidio del sindaco Di Stefano e dell'amministrazione comunale per il nuovo ospedale. Oltre 1000 firme già raccolte, presente anche il vicepresidente dell'Ars Di Paola insieme a 5 Stelle. Sequestrati in tutta Italia migliaia di motorini elettrici venduti come biciclette a pedalata assistita. L'operazione della Guardia di Finanza partita da Palermo, i mezzi importati dalla Cina, 2 indagati per frode e falso. Calcio, Catania. Questi sono i soldi gettati in mare frutto del narcotraffico. Andiamo al calcio adesso. Catania subito contro l'Inter Under 23, diramati i calendari di Serie C. La squadra di Longo alla prima ospiterà i nerazzurri al Massimino, a novembre i big match con Salernitana e Bari. Bentrovati, in apertura andiamo subito a Messina dove sono ore di angoscia e apprensione. Una palazzina nella zona sud della città è stata devastata da una esplosione, prima un boato, poi il drammatico crollo, 3 piani sventrati. Macerie, paura, persone intrappolate, ci sono almeno 7 dispersi, 3 feriti, alcuni in gravi condizioni. I vigili del fuoco stanno scavando senza sosta alla ricerca dei sopravvissuti, in azione droni, cani molecolari, ma ci aggiorna su questa drammatica vicenda Lorena Dolci, la nostra inviata che ha raccolto anche delle drammatiche testimonianze. Lorena. Sì Eva, siamo qui a Pistunina, siamo nella zona sud di Messina. Alle mie spalle vedete il fumo che continua a sprigionarsi da questa palazzina di 3 piani, una palazzina di cui sono rimasti in piedi solo pochissimi muri, completamente sventrata da un'esplosione. I vicini di casa hanno sentito un boato poco prima delle 16. È una palazzina configurata così: a piano terra c'era, dobbiamo dire a questo punto, un supermercato che era chiuso da tempo, c'erano lavori di ristrutturazione, proprio su questo si appunterà l'attenzione. Al primo piano c'era uno di quei bazar che vediamo un po' dappertutto, gestiti da una famiglia di origine cinese. All'ultimo piano 4 appartamenti della famiglia Leone, la famiglia molto nota qui a Messina, che era proprietaria dell'intero stabile. Cos'è successo? Allora, 2 sono le ipotesi: si è parlato di un'esplosione di gas, ma anche forse soprattutto di un crollo. E perché? Perché sono stati proprio gli operai primi ad avvertire questi segni di cedimenti, a sentire il pavimento che tremava, il soffitto che tremava e a scappare. I 3 feriti sono proprio tra loro, feriti in condizioni diverse, ce n'è uno in codice rosso, uno in codice arancione e uno in codice verde. Sono tutti e 3 ricoverati negli ospedali della città che hanno attivato il PEIMAF, pensate, il programma per l'afflusso in massa, massiccio dei feriti, perché sotto quelle macerie ci sono anche altri dispersi. I dati ufficiali parlano di 7 persone che sono rimaste sotto le macerie, fra loro quello che possiamo dire con certezza è che c'è anche una ragazza di 21 anni, una bambina, ha detto la zia, che aspettava sue notizie e che abbiamo intervistato proprio qui vicino ai cordoni di sicurezza. Io ho provato a chiamare a mio fratello ed è disperato in questo momento. Quanti anni ha sua nipote? 21, è piccola. Quindi pensate che sia rimasta sotto le macerie? Sì, è sotto le macerie. È sotto le macerie, sì. Non ho altre notizie. Ci sono dei feriti in ospedale, ma lei non è là. Non è in ospedale.
E chi non è in ospedale ma doveva essere in questa maceria, desumono i parenti che continuano a telefonare, a incalzare cercando notizie, probabilmente sono proprio là, e per cercarli vigili del fuoco, polizia, carabinieri, c'è un dispiegamento di forze incredibile, sta arrivando anche i cani molecolari, quelli per intenderci che riescono a percepire la presenza umana anche nel caso di terremoti. Si lavorerà per tutta la notte, ce lo ha confermato anche il sindaco della città Basile, Federico Basile, che è stato qui fino a poco tempo fa. Ascoltiamolo. Le indagini già in corso individuerebbero almeno 5-6 soggetti delle abitazioni del piano superiore e un soggetto nel secondo piano dove c'era un negozio. Ecco, ci sarebbero persone anche che erano nel negozio dei cinesi? Da quanto ho appreso dovrebbe essere solo una persona, quindi 6 delle abitazioni e 1 del negozio, però ripeto sono ricostruzioni che non mi sento neanche di confermare. Sulle cause si è detto qualcosa? Bombola del gas o crollo? No, in questo momento, come ho detto poco fa, hanno completato la messa in sicurezza, come vedete anche dalle immagini, che è stata un po' complicata perché prima hanno dovuto concludere la parte della messa in sicurezza della fuga di gas che comunque era derivante dal crollo, ci hanno messo un po' di tempo rispetto al fatto che oggi si iniziano con le operazioni di ricerca dei dispersi. Contestualmente le cause non sembrerebbe, ma questo da una prima valutazione, che ci sia una causa esterna piuttosto un crollo interno. Però E intanto, mentre parliamo, il fumo continua a sprigionarsi, adesso è cambiata la direzione del vento, sta arrivando proprio nella nostra direzione, segno che ancora le fiamme sono vive sotto le macerie, perché come avete sentito c'è stata anche un'esplosione sicuramente successiva al crollo. Lo accerterà sicuramente la Procura di Messina con il procuratore D'Amato, che è stato qui a fare un sopralluogo e ha aperto un'inchiesta. Da Messina è tutto, a voi la linea. Lorena, ovviamente richiedici nuovamente la linea se dovessi avere ulteriori aggiornamenti. E noi continuiamo con il nostro telegiornale, purtroppo ancora brutte notizie perché c'è stato uno scontro tra 2 furgoni nell'Ennese, ci sono 2 morti e 3 feriti. I vigili del fuoco hanno estratto i corpi dalle lamiere, la tragedia sulla strada provinciale che da Val Guarnera porta in direzione di Taino per causa ancora in corso di accertamento. I 2 furgoni si sono scontrati frontalmente, a perdere la vita una donna e un uomo, mentre 3 persone, appunto come dicevamo, sono rimaste gravemente ferite. Una donna a Giarre nel Catanese è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, in prognosi riservate con ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. La donna, vittima di un incidente domestico appunto avvenuto a Giarre nel Catanese, è stata soccorsa e trasferita a Catania con un elicottero del 118. Breve ma intensa fase parossistica sull'Etna. L'attività di fontane di lava dal cratere Voragine si è conclusa ed è in decremento l'attività stromboliana. Il punto da Adelaide Barbagallo. Un'eruzione con una maestosa nube di cenere alta circa 7 km sul livello del mare, che i venti in quota hanno spinto verso il quadrante nord-occidentale del vulcano, causando deboli ricadute di cenere a Bronte e Cesarò. L'eruzione dell'Etna, iniziata nella notte tra mercoledì e giovedì, ha dato origine a un'attività stromboliana e per alcune ore a fontane di lava, come si vede in queste immagini fornite da Etna 3340 e girate a quota 2300 metri. È emerso anche un piccolo flusso di lava dal cratere Voragine diretto verso la valle del Bove. Questa attività si inquadra in questo periodo di ripresa dell'attività dell'Etna, che è iniziato a fine giugno con un primo episodio proprio al cratere Voragine e si inquadra in quello che sono attualmente il livello dei parametri di monitoraggio del vulcano, che variano fra valori medi e valori alti. Il tremore vulcanico, che indica l'intensità, è in diminuzione pur mantenendosi nella fascia alta dei valori, ed è finita l'attività di fontane di lava. Voli regolari all'aeroporto Fontanarossa.
La Procura di Termini Imerese ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte della pallavolista Simona Scinà, trovata senza vita in una piscina di Bagheria nel Palermitano. La tragedia nella notte tra l'1 e il 2 agosto del 2025, mentre era in corso una festa di laurea. Secondo i magistrati, il decesso sarebbe avvenuto per un incidente. A sostegno di questa tesi la mancanza di ferite e che la ragazza aveva un tasso alcolemico elevato. I familiari di Simona Scinà hanno sempre contestato la ricostruzione che possa essere morta per annegamento. Pfizer cancella così 60 anni di storia in nome del profitto e decide di abbandonare Catania, scelta che ignora ogni responsabilità sociale, con quasi 400 famiglie lasciate a breve sul lastrico e altre anche in futuro. Sono durissimi i sindacati in queste dichiarazioni dopo l'incontro alla Regione a Palermo. Vediamo. La doccia fredda arriva da Palermo e gela le speranze dei lavoratori. Pfizer ha deciso di abbandonare Catania e a licenziare nell'immediato 370 persone. Il verdetto della terza commissione dell'Assemblea regionale siciliana non lascia spazio a dubbi. I sindacati confederali in una nota lo dicono a chiare lettere. La multinazionale del farmaco non ha alcuna volontà di riconversione produttiva ed è intenzionata a vendere lo stabilimento. Durissima la nota firmata CGIL, CISL, UIL e UGL. 60 anni di storia e di lavoro vengono cancellati in nome del profitto. Oggi sacrificano 370 famiglie, ma il futuro sarà nero anche per chi resta. Nell'immediato è stata annunciata la chiusura di 2 linee di produzione e di un intero reparto. Una scelta gravissima che ignora ogni responsabilità sociale. Preoccupa anche la volontà della cessione del sito. Pfizer è intenzionata a cedere questo sito ad un soggetto non farmaceutico. Catania ha bisogno della farmaceutica e non di soggetti collaterali che non potrebbero mai portare avanti la vocazione dello stabilimento. In pratica, dopo la pandemia e la produzione di vaccini con cui il colosso della farmaceutica ha fatto affari d'oro, la Pfizer vuol cambiare pelle, investendo solo sulle biotecnologie, ma non a Catania. A Gela la protesta non si ferma. Davanti al Vittorio Emanuele anche oggi presidio del sindaco di Stefano e dell'amministrazione comunale, a cui si è aggiunto anche il vicepresidente dell'Ars Di Paola insieme ai 5 Stelle. Vediamo. Prosegue davanti all'ospedale Vittorio Emanuele la protesta del sindaco Terenziano Di Stefano, che ha trasferito simbolicamente gli uffici comunali in un gazebo allestito davanti al presidio sanitario. Una mobilitazione che continua a raccogliere consenso tra i cittadini. In un solo giorno sono oltre 1000 le firme a sostegno della battaglia per il diritto alla salute. Una protesta che affonda le radici in criticità ormai storiche, carenza di personale, reparti in sofferenza, servizi ridimensionati e un pronto soccorso alle prese con una pressione costante. A rendere ancora più acceso il confronto con la regione è anche il futuro del nuovo ospedale di Ponte Olivo, i cui fondi sarebbero stati riallocati. Al presidio di questa mattina è arrivato anche il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola, insieme ai parlamentari e agli attivisti del Movimento 5 Stelle, che hanno fatto tappa a Gela con la campagna Sanità per Tutti, per rilanciare una proposta di riforma del sistema. Le 9 ASP devono essere eliminati, basta con la sanità che viene suddivisa per collegi elettorali, che viene suddivisa per logiche provinciali. Sono logiche oramai vecchie. Noi invece portiamo un altro modello, che è un modello che già esiste in altre regioni. La sanità deve essere regionale e deve essere gestita in rete. Gela deve collegarsi con le strutture sanitarie che possono essere limitrofe alla nostra città. La protesta intanto continua. Il gazebo resta davanti all'ospedale. Il messaggio lanciato da amministrazione comunale, cittadini e forze politiche è chiaro: senza risposte concrete su personale, servizi e investimenti, la mobilitazione andrà avanti. Motorini elettrici venduti come bici con pedalata assistita. Scatta il blitz in tutta Italia, sequestri anche in Sicilia. I mezzi sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo, da dove appunto è scattata l'operazione. Marco Gulla. Nelle città, soprattutto in Sicilia, ne circolano migliaia, mezzi che vengono utilizzati spesso in violazione del codice della strada e che in molti casi sono in realtà scooter elettrici commercializzati come semplici biciclette a pedalata assistita. Adesso però è arrivato un primo importante stop al fenomeno. I finanzieri del comando provinciale di Palermo, su delega della Procura della Repubblica di Palmi, hanno eseguito un provvedimento di sequestro su tutto il territorio nazionale di un ingente quantitativo di questi veicoli. Secondo
Secondo le Fiamme Gialle venivano venduti come biciclette elettriche a pedalata assistita, ma erano privi dei requisiti previsti dalla normativa europea, non conformi alla marcatura CE e quindi potenzialmente pericolosi sia per la sicurezza stradale sia per la salute dei consumatori. Si tratta di mezzi che una volta messi sul mercato vengono spesso modificati per aumentarne le prestazioni, trasformandosi di fatto in veri e propri scooter elettrici. Biciclette con potenza superiore o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare ai sensi del codice della strada sul territorio nazionale, sulle strade del territorio nazionale. Veicoli che finiscono frequentemente nelle mani di ragazzi giovanissimi, ma anche di persone prive della patente. L'assenza di targa, inoltre, li rende difficilmente identificabili e, secondo gli inquirenti, in alcuni casi vengono utilizzati anche per la commissione di reati. Nell'ambito del procedimento sono indagati un imprenditore palermitano e una società per i reati di frode in commercio e falso in atto pubblico. E anche a Catania è scattata l'offensiva, questa volta della municipale dei Carabinieri, contro le numerose bici a pedalata assistita. Sentiamo Tonino De Mano. Nel furgone che vedete sono stati caricati una decina di scooter che verranno adesso sequestrati e confiscati. Bici a pedalata assistita spacciate per veri e propri scooter sprovvisti di libretto di circolazione e targa. A Catania scatta l'offensiva della Polizia Municipale e dei Carabinieri per debellare un fenomeno che mette a rischio anche l'incolumità dei pedoni. Non a caso l'operazione si è concentrata nella centralissima via Etnea con squadre di motociclisti pronte ad intercettare i trasgressori. Questi sono mezzi che è impossibile controllare in quanto non sono targati, vengono utilizzati per qualsiasi esigenza anche illecita, sono un fattore di disturbo non indifferente soprattutto sulle isole pedonali. Questi sfrecciano anche a più di 30 all'ora, anche 50 all'ora in mezzo ai pedoni. Viaggio finito e mezzi posizionati uno accanto all'altro sul furgone con destinazione deposito alla zona industriale. Constatiamo che si tratta nel 99% dei casi di biciclette addirittura senza trasmissione a catena, quindi non c'è nessuna propulsione umana e la potenza è data esclusivamente dall'accelerazione, dall'acceleratore. Questo comporta che si tratta di ciclomotori elettrici senza targa con tutto ciò che ne consegue. Contestato l'articolo 97 del codice della strada per la circolazione con velocipede a pedalata assistita che deve essere considerato ciclomotore senza certificato di circolazione. Sul carro attrezzi per il sequestro finalizzato alla confisca sono finiti anche diversi mezzi di una ditta che si occupa del noleggio. Hanno fatto scena muta i due uomini maltesi identificati e denunciati per traffico illecito di valuta che erano sulla barca dalla quale ieri pomeriggio a Casuzze, una frazione di Santa Croce Camerina nel Ragusano, sono stati gettati in mare pacchi pieni di banconote. Gli inquirenti parlano di 670.000 euro. 3 uomini e un bambino di 8 anni erano a bordo di un motoscafo semicabinato che a poca distanza dalla riva è andato in avaria. 2 uomini sono scesi, il terzo è rimasto a bordo con il bambino. La barca ha iniziato a ondeggiare, sembrava in grande difficoltà, così dalla riva alcuni bagnanti hanno chiamato la guardia costiera. Quando la motovedetta si è avvicinata al motoscafo, l'uomo che era a bordo ha lanciato in mare borse piene di banconote che sono arrivate a riva recuperate dai bagnanti. 2 uomini sono stati identificati, un terzo è scappato tra le dune di sabbia e al momento è irreperibile. La polizia indaga a Catania sul furto di una mitraglietta dal carcere e scopre un giro di droga. Lorena Dolci. Una scala per trovare il nascondiglio perfetto nei pressi dell'abitazione. Dentro questo fagotto c'è una mitragliatrice rubata dal carcere di Bicocca a Catania 2 anni fa. Per quel furto è stata arrestata una donna, un agente di polizia penitenziaria. Ma le indagini della polizia sono andate avanti, scoprendo un giro di spaccio di droga gestito dalla donna e da 2 dei suoi figli. Uno già arrestato perché l'arma rubata era un regalo proprio per lui. L'altro figlio, anche lui finito in manette perché trovato in possesso di una pistola. Una passione di famiglia quella delle armi, tanto da essere ostentate anche sui social. Ecco alcune foto che ritraggono alcuni componenti del nucleo familiare mentre imbracciano delle armi comuni e la stessa pistola mitragliatrice sottratta. Arrestato anche un uomo ritenuto il fornitore della droga. A Catania, dopo il crollo di Calcinacci, si accelerano le procedure per l'abbattimento dell'edificio pericolante ad angolo tra la via Grottamagna e la via Plebiscito. Lunedì l'aggiudicazione dei lavori per l'abbattimento. Vediamo.
Chiediamo un intervento immediato dell'amministrazione comunale, qui non si può più aspettare. Dopo il crollo di Calcinacci di ieri pomeriggio, le numerose segnalazioni di pericolo, le relazioni dei vigili del fuoco, l'esasperazione dei residenti di via Grottamagna e i nostri servizi denuncia, sembra la volta buona per l'abbattimento dell'edificio pericolante di via Plebiscito 635 del quartiere Antico Corso Cappuccini. Il grido d'allarme del consigliere della prima municipalità Buio trova riscontro in un provvedimento del comune di Catania che in mattinata ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori di demolizione, costo 217.000 euro. Considerata l'urgenza ed il pericolo, i lavori inizieranno immediatamente, quindi a partire dalla prossima settimana, con un piano tecnico di demolizione controllata e messa in sicurezza della struttura. Le transenne che vedete limitano il transito sulla già confusionaria via Plebiscito, mentre il divieto di transito in via Grottamagna viene sistematicamente violato, con seri rischi per i pedoni che si avventurano sotto il palazzo. Non resta adesso che attendere l'inizio della prossima settimana per avviare le operazioni di abbattimento e per mettere la parola fine ad una storia che si trascina da quasi 30 anni. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. È stato diramato il calendario della Serie C per la prossima stagione. Il Catania esordirà al Massimino con l'Inter Under 23. Sul mercato definito l'arrivo del giovane Amendola, risoluzione consensuale con Luperini. Marco Carli. Il calendario a tutti gli effetti il primo atto della stagione, di cui sancisce l'avvio. Il Catania è rimasto l'unico club a rappresentare l'isola nella terza serie. Il girone C comprende 7 pugliesi, 7 campane, 2 lucane e 2 calabresi, oltre all'Inter Under 23, novità del girone. E proprio contro la seconda squadra nerazzurra gli uomini di Longo esordiranno la prima giornata di campionato al Massimino. Nel turno successivo, i rossazzurri che sul mercato hanno chiuso per il centrocampista classe 2007 del Sassuolo Amendola e hanno definito la risoluzione consensuale con Luperini saranno impegnati a Monopoli, mentre la terza se la vedranno in casa con il Cosenza, match che arriva presto come nella scorsa stagione. Alla quarta Etnea ancora al Massimino contro la Scafatese dell'ex Ferraro. Come l'anno scorso, le due partite più attese, con le avversarie sulla carta più accreditate, sono consecutive, questa volta però con l'alternanza fra casa e trasferta. Arriveranno entrambe a novembre. Alla 14ª gli etnei saranno di scena alla Recchi con la Salernitana, mentre una settimana dopo se la vedranno in casa con il Bari, gare di ritorno a marzo. Ricordiamo infine le date del campionato: inizio nel weekend del 23 agosto, una sosta il 27 di dicembre, 3 turni infrasettimanali il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo. La stagione regolare finirà il 25 aprile con l'avvio dal mese di maggio di play-off e play-out. Bene, questo era l'ultimo servizio, è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Ritorniamo in studio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.